Sono venuta a Cabudantes de Sos Poetas molto, molto contenta di venirci perché ho sentito parlare sempre molto, molto bene con questa dimensione umana che tra l'altro poi è visibile anche nei luoghi che sono veramente incredibili. Sono qui per presentare l'ultimo di una serie di libri di poesia, sono 5 libri di poesia che vanno sotto un titolo, il titolo complessivo di questi 5 libri sono I talchi, i parlanti, perché dentro a questi 5 libri, da un libro all'altro, c'è come una sequenza appunto di persone con i loro nomi e che ritroviamo nel primo libro, li ritroviamo poi nel secondo libro, poi magari li ritroviamo nel quinto, per cui c'è una specie di logica di tipo poetico che tiene insieme tutto. Ecco, io ho questa abitudine di non leggere i testi, ma di dirli a memoria, come se fosse una cosa antica, come in una formula un po' antica, cioè totalmente orale, non ho nessun tipo di supporto scritto. Ho sentito anche ieri un incontro qui a Cabudantes de Sos Poetas che parlava proprio di questa questione e del rapporto tra la scrittura e l'oralità, e che poi credo che qui in Sardegna sia tanto sentito come questione anche nella contemporaneità. Del festival cosa dire? È bellissimo, ho visto delle cose bellissime e organizzate in modo che tutto sta insieme come se ci fosse un'idea sola, un'idea unica che tiene insieme tutto, per cui grazie mille per l'invito.